Livorno ha battuto l'Atalanta 2-1 ieri. Oggi Albino Reffe Regina è stata sospesa per maltempo. Ascoli Frosinone è finita 3-1, Cittadella Modena 1 pari, Grosseto Triestina 2-0, il Pescara ha battuto il Portogruaro 2-1, Sassuolo Empoli 1-0, Torino Piacenza 1-1, Varese Padova 0-0 e il Crotone a Vicenza ha battuto i padroni di casa 2-1 e come detto grande sfida domani alle 12:30 tra Novara e Siena. Guardiamo la classifica: Siena in testa con 72 punti, segue l'Atalanta con 71, Varese 61, Novara 60, Regina 53, Torino 53, Pescara 52, Padova, Livorno e Crotone 50, Empoli, Vicenza 49 punti e poi Modena e Grosseto 48, Sassuolo 45, Cittadella 44, Albino Leffe 43 come Ascoli e Piacenza, Portogruaro 40, Triestina 37 e Frosinone 35. Decisiva per la corsa ai playoff, primo tempo a gran ritmo, meglio la squadra di Maran che parte all'attacco, angolo, Martinelli di testa, la risposta di Belec, palla per Tulli, ancora bravo il portiere sloveno, risponde il Crotone, De Giorgio, Djuric, colpo alla Ibrahimovic, palla di poco alta sulla traversa. Subito dopo Vicenza è in vantaggio, bella l'azione, Rigoni libera Bruscato in area, il diagonale, palla in rete, festeggia il bomber vicentino per il 16° centro stagionale. Ad inizio ripresa cambia tutto, primo minuto, testa di De Giorgio, miracolo di Russo che mette in angolo dal corner il pareggio sul primo palo, Vineto anticipa tutti 1-1 e bravo il difensore francese. Al 10° il 2-1, Gallardo per Djuric, testa, para Russo, arriva il bosniaco e mette dentro, quinta rete su 12 presenze per l'attaccante calabrese. Reagisce il Vicenza ma a Bruscato fallisce una grande opportunità e poco dopo Tulli si libera in area, decisivo ancora una volta Belec. Nel finale proteste vicentine, abruzzese colpisce con un braccio in area, l'arbitro fa segno di aver visto e di proseguire. Maran non ci sta e viene espulso. Ultimi minuti, Vicenza tutto in attacco, spazio per il contropiede del Crotone che però fallisce alcune facili occasioni. Il Vicenza spreca troppo nel primo tempo e probabilmente deve dire addio al sogno playoff che invece il Crotone può ancora coltivare. Migliore in campo Djuric a Vicenza, Crotone batte Vicenza 2-1. Studio. Un crollo interno che allontana il Vicenza dai play-off. Il secondo successo esterno consecutivo del Crotone che gli regala il sorpasso in classifica. È questo il duplice verdetto del Menti, dove i calabresi confermano l'ottimo momento e allungano a 4 la serie positiva, che corrisponde anche alle giornate senza vittoria per i veneti. È Cutolo, 5 gol nelle ultime 3 settimane, a provarci per primo dopo 10 minuti, con il solito mancino dalla distanza, stavolta troppo prevedibile. In realtà è l'unico tentativo del Crotone in tutti i primi 45 di gioco. I padroni di casa invece dirigono le operazioni e affondano spesso, sia da calcio piazzato che con azioni manovrate. A farsi notare è Martinelli, pericoloso con un colpo di testa, oltre che perfetto dall'altra parte in tutte le chiusure difensive. A sbloccare lo 0-0 deve pensarci poi, come al solito, il bomber di Maran. Al termine di una trama molto bene organizzata, Rigoni lo serve alla perfezione e a Bruscato punisce Belez con un rasoterra incrociato che vuol dire 16 gol in campionato e vantaggio per i suoi, ampiamente meritato visto lo svolgimento del match. Un copione che prevede anche il quasi golasso di Tulli. Stop e destro a giro per l'esterno cresciuto nella Roma, con traiettoria appena troppo larga, oltre il palo alla sinistra del portiere sloveno. La ripresa inverte abbastanza clamorosamente quanto visto finora, con il Crotone subito vicino al pari sugli sviluppi di calcio piazzato, con De Giorgio. Uno scatto d'orgoglio dei calabresi che sorprende nettamente i biancorossi, raggiunti poco dopo da Vinto, prepotente e solitario nello stacco e nella deviazione aerea, al 3° minuto. Da una difesa casalinga molto solida e dal peggior attacco esterno della B ci si potrebbe aspettare ben altro, ma a sconvolgere le statistiche e lanciare definitivamente gli ospiti arriva anche l'immediato 1-2. Djuric, incastonato con successo tra i lunghi centrali di Maran, sfrutta il fisico e ribadisce alle spalle di Russo un pallone pesantissimo, quinto sigillo personale in campionato.
Sembrerebbe tutto più che aperto a nuovi stravolgimenti, ma la serie di occasioni sciupate da entrambe le parti è incredibile. Se sul destro di Tulli è molto bravo Belez, che respinge e sventa il pericolo, non altrettanto si può dire di Cutolo, stavolta un po' annebbiato al momento decisivo. La sua fuga a metà tempo è stoppata dall'ennesimo recupero di Martinelli, decisivo in scivolata. L'episodio più discusso arriva poi a 10 dal termine. Un tocco di mano di Abruzzese involontario ma netto non viene sanzionato da Merchiori, facendo imbizzarrire Maran, che si guadagna la via degli spogliatoi tra epiteti irripetibili. Svantaggio anche numerico per i padroni di casa, dunque, e nuova serie di sprechi inenarrabili degli avanti calabresi, senza che la vittoria finale sia comunque più messa in dubbio. 3 punti che rendono pressoché ufficiale la salvezza della banda Menichini. Anzi, vista la classifica dei soli 3 gradini di distanza, volendo ci sarebbe anche un appetitoso play-off tutto da attaccare. Ci concentriamo sul gran momento che sta vivendo una delle squadre davvero più calde di questo periodo in Serie B, ovvero il Crotone di Nello Cutolo. A Nello io vorrei chiedere, ma quanti gol vi siete mangiati in contropiede? Potete chiuderla molto, ma molto prima la partita, È vero, noi nel primo tempo abbiamo sofferto un po' il Vicenza perché ci ha messo in grande difficoltà, però poi nel secondo tempo le partite vanno chiuse perché poi dopo rischi veramente di buttare via un'opportunità importante. Però la squadra penso che oggi si è espressa veramente alla grande, ha ottenuto un risultato eccezionale perché sappiamo quello che abbiamo fatto in passato, un mese e mezzo fa stavamo veramente con l'acqua alla gola, quindi ci godiamo questo momento. Come cambiano le cose rispetto a un mese e mezzo fa, insomma, in un campionato così strano come la Serie B? Può succedere davvero di tutto, cioè. È vero, e voi ne siete la vero. dimostrazione, il Piacenza in negativo, voi in positivo, no? Se vogliamo. Sì, è vero, è vero. Abbiamo fatto una striscia veramente positiva che ha permesso di trovarci in questa posizione di classifica. Adesso bisogna guardare avanti, raggiunto magari l'obiettivo della salvezza, guardiamo avanti. Ma tu come lo coltivi questo sinistro? Dimmi la verità, perché anche il calcio d'angolo l'hai calibrato alla perfezione per la testa di Vinetto, cioè. Non lo so. Cosa gli dai da mangiare? Gli dai da mangiare? Come lo Io sono di buona accudisci? forchetta, sì, però non lo so.